a Gesù, quindi io in quel momento non mi rendevo conto cosa forse stavo facendo, però il cielo vedeva qualcosa di bello. Quel rosario è stato fatto con 50 ore di lavoro, quindi per prepararsi a un rosario 50 ore di tempo. Quel rosario è stato fatto meditando su tutta la mia vita ed è stato pensato che io festeggiavo i 50 anni, praticamente ogni Ave Maria che si diceva era un anno della mia vita, quindi era un pensare al primo anno della mia vita, al secondo anno della mia vita, al terzo anno della mia vita. E cosa è successo in quell'anno? Cosa devo ringraziare per quell'anno? Ecco perché tante ore di lavoro, perché poi bisognava trovare fuori una foto, una frase, una preghiera, un qualcosa. Quindi un rosario poi è fatto di 5 misteri. E questo rosario è particolare perché non è che ho scelto quel giorno, non so se era, che giorno di settimana era, ma io ho preso i 20 misteri dei vari rosari e ho scelto i misteri che più rappresentavano una decade della mia vita. Quindi sono stati scelti in funzione della mia vita. Quindi ecco che il primo mistero è quello che poi parliamo oggi come primo incontro, è la nascita di Gesù. Il secondo mistero che avevo scelto per la seconda decade era il ritrovamento di Gesù al Tempio. Infatti nel programma poi del secondo incontro c'è il ritrovamento di Gesù al Tempio, poi le nozze di Canna, il battesimo di Gesù e la discesa dello Spirito Santo. Cosa è successo successivamente al 2018? Successivamente al 2018 è successo che questo rosario ha preso vita nei misteri. Cioè, tutti i vari anni degli Ave Maria erano pezzettini della mia vita, ma i misteri no. I misteri erano misteri, la parola di Dio. E invece è successo che anche i misteri negli anni successivi sono diventati vita. Diventando vita, oggi sono qui a testimoniare questi misteri, come questi misteri sono diventati vita. E sono diventati vita sempre attraverso un ciclo pellegrinaggio. E adesso andremo a vedere, poi successivamente all'introduzione, andremo a vedere il primo ciclo pellegrinaggio che rappresenta la nascita di Gesù. Questo è tanto perché 6 incontri. Adesso 6, ne abbiamo 5, il sesto è un qualcosa che spiegherò nei incontri più avanti, perché abbiamo detto ho 6 incontri ma ci sono 5 misteri. Vediamo quindi come il mio rosario aveva ogni Ave Maria è un anno della mia vita e ogni mistero è una decade della mia vita. Qui ho messo un po' qualche foto che ho scelto che rappresentano quello che io ho poi inserito dentro il rosario. Vari pezzettini molto 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 importanti della mia vita. Qui, prima di iniziare, volevo leggervi alcune parole e poi ascolteremo una canzone e poi inizieremo con la testimonianza della nascita di Gesù. Se non ami Dio, puoi decidere le strade che farai, puoi scalare le montagne oltre i limiti che hai. Potrai essere qualcuno se ti va, ma se non ami Dio, non hai un vero motivo per vivere. Se non ami Dio, non ha senso tutto quello che fai. Puoi creare un grande impero intorno a te, puoi costruire grattacieli e contare un po' di più, puoi comprare tutto quello che vuoi tu, ma se non ami Dio, non ti ami e non ci sei. Se non ami Dio, non hai il senso delle cose più piccole. Dio attende e non è invadente e non grida mai. Se parli ti ascolta, tutto sopporta, crede in quel che fai e chiede di essere libero alle volte e quando torna indietro ti darà di più. Se non ami Dio, tutto il resto sa proprio di inutile. Se non ami Dio, non ti ami e non ci sei. Senza Dio noi non siamo niente, mai. Io l'ho un po' cambiata, ma il testo è di Neck
e adesso l'ascoltiamo come la canta Neck. Poi iniziamo. Puoi decidere le strade che farai, puoi scalare le montagne, oltre i limiti che hai, potrai essere qualcuno se ti va, ma se non ami, non hai un vero motivo per vivere. Se non ami, non ti ami, non ci sei. Se non ami, non ha senso tutto quello che fai. Creare un grande impero intorno a te, costruire grattacieli per contare un po' di più, puoi comprare tutto quello che vuoi tu, ma se non ami, non hai un vero motivo per vivere. Se non ami, non ti ami, non ci sei. Se non ami, non ha senso delle cose più piccole, le certezze che non trovi e che non dai. L'amore attende, non è invadente e non grida mai. Se parli ti ascolta, tutto sopporta, crede in quel che fai, per chiedere di essere libero alle volte, e quando torna indietro ti darà di più. Senza amore noi non siamo niente mai. A me con le mie regole dovevo spostarvi le tre parole che venivano fuori era figlio, figlio, figlio. Ma cosa è successo? Che quel giorno io ero in sofferenza, avevo qualcosa che non riuscivo a dormire, infatti io mi sono svegliato alle 3, sono andato a pregare davanti alla Madonna, al termine alle 3:34 di mattina, quindi non è un orario usuale, quindi stavo male, ero triste, ero in sofferenza, e allora in quel momento aprire questo e sentirmi dire solo figlio, 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 è come se io vado da mia mamma, le racconto un mio dolore
E lei mi dice solo figlio mio. Cioè per dire, non ci sono altre parole, sono con te. Cioè, ed era quella sensazione lì, no? Cioè di dire, non serve che ti do chissà che spiegazioni, sono qui con te, soffro insieme a te, no? Però quella cosa lì mi ha dato quella pace come a mia moglie ha dato la pace, diciamo, quella visione e così via. Quindi ecco che prima, a questo punto, bene, passiamo sulla prima, a questo punto che abbiamo capito, il primo mistero, la nascita di Gesù. Questa testimonianza che presento oggi parte con un primo momento dove spiego il ciclo pellegrinaggio, che quella volta neanche lo chiamavo ancora così, ma la parte, io l'ho chiamata in questo programma di testimonianze, fede sportiva. Dobbiamo essere sportivi anche nella fede, dobbiamo essere... cioè, si capisce cosa intendo, no? E anche questo, penso che questo momento della mia vita è stato come una nascita, perché come dicevo, quello è stato il mio primo rosario del 2018, nel 9 agosto alle 5:40 è partita la mia prima Via Crucis. Io non ho mai fatto Via Crucis, o se l'ho fatta non me la ricordo, come dicevo prima dei rosari, quello era il vero mio primo rosario. Io poi qualche volta, come dicevo prima del rosario, mi agganciavo a quelle emozioni per fare i rosari successivi. Cioè quel rosario è diventato base del mio cuore per fare i rosari successivi. Se non riuscivo a connettermi col cuore nel rosario, pensavo al mio rosario e quindi mi connettevo. Questa invece è una Via Crucis, anche qui la Via Crucis l'ho pensata così. Ho detto, ma che bella questa strada da Trieste a Medjugorje, fatta più volte in pullman. A un certo punto ho desiderato di farla in bicicletta e questo è successo nel 2009. Sogno questa avventura, prima nasce il sogno, nasce come sport, come arrivare giù in bicicletta con le proprie forze, ma poi ci ho detto, ma perché devo fare solo questo? Perché non ci metto dentro anche la preghiera? Perché non ci metto dentro la Via Crucis? Bene, mi piace. E quindi ecco, ho diviso tutto il percorso, l'ho diviso in 14 stazioni, ma a quel punto ho detto, sì, ma avrò una maglia, ma vorrei che il mondo sapesse, o che io sia, che la Madonna, cioè che ci sia un segno di questo mio movimento. Ecco che ho comprato questa maglia, abbiamo messo su con mia moglie questo, attraverso ovviamente una stampa sulla maglia, è stata messa questa foto. E la foto rappresenta 14, questi puntini sono tutte le stazioni, no? Quindi io mi fermavo in quelle stazioni e avevo, vedete qua, la mia Via Crucis, no? Nel 2009 non c'era lo smartphone, no? Quando sono stato a Fatima li leggevo dallo smartphone, no? Quindi avevo la mia Via Crucis, mi fermavo, non avevo la navigazione, quindi vedete avevo così le mie belle mappette, no? Le strade che dovevo fare. Adesso che sono andato a Fatima, che sarà un altro racconto verso la fine, anzi l'ultimo, il sesto, era tutto col smartphone, Google Maps e tutte queste cose qui. Invece qui avevo questo e guardavo dove ero, quanto mancava, eccetera. Quindi a ogni tappa mi fermavo e c'era la stazione. Poi dietro cominciavo a scrivere, vedete? Mi succedevano delle cose. E allora non sapevo dove scrivere, ho detto, ok, una penna c'è, il foglio c'è, e mi scrivo. E sono successe delle cose, quindi ho cominciato a scrivere, ho detto, come mai questo, come mai questo, come mai... E cominciavo a scrivere. E io oggi, ci sono tante cose scritte, ma oggi sono due cose più importanti che voglio metterlo come testimonianza, diciamo, del viaggio da un punto di vista di fede sportiva. Una prima cosa molto bella, allora innanzitutto la partenza era prevista per le 5, infatti sulla maglia c'è scritto alle 5, ma parte alle 5:40. Ecco, già questo io sono un po', questo poi è diventato un po' il mio problema, magari, non so, ma forse neanche no.
che sono lì sempre che analizzo questo, date, nome. Però anche qui, quando sono partito alle 5, cioè per un ritardo, sono partito alle 5:40. La Madonna si presenta sempre alle 17:40, non è proprio 17:40, ma che bello, proprio quel numero lì, 5:40. Per un problema che il borsello che ce l'avevo sul manubrio si è rotto e dovevo spostare delle cose lì, dovevo mettermele un po' nel marsupio dietro la schiena perché era troppo pesante. Ma quel fatto era importantissimo perché è successo all'interno di quel momento lì, è successa una cosa che adesso vi racconto un po' più avanti perché sennò non posso tagliare. Quindi la partenza parte un po' più tardi, 5:40, parto, faccio 20 km e vedo l'erba, diciamo, con un venticello che fa... E il pensiero mi va al Papa, al nostro Papa caro, quando c'era questo libro che girava su lui. E lì ho pregato per lui, no? Per il Papa, per me, per lui. Lui ormai è santo, diciamo, ma mi sono ricordato di lui, quindi ho pregato. Vado avanti. Quindi è un momento importante questo di aver avuto questo pensiero di Carol subito all'inizio. Lo capiremo dopo. Perché Carol? Ma tutto ha un perché. Perché Carol non ho avuto un pensiero su Sant'Antonio o qualcosa di diverso. No, quel momento era importante, era Carol. Infatti poi Carol adesso è presente, vedete? È sempre presente sulla maglia. Arrivo quasi sulla seconda stazione o terza, seconda era Kraljevica, era praticamente fiume. Kraljevica è dopo, non so se avete presente, Fiume si scende giù al Bakar, quel bellissimo golfo, e si arriva giù in fondo e lì c'è Kraljevica. Mi piaceva il nome, Kraljevica Regina, così sembra un po'. Ma arrivo su in cima, 5 minuti prima di arrivare, prima della discesa, c'è un pensiero che così mi passa per la testa, no? Mi dicevano, ma se avessi più fede partivo senza integratori, no? Perché mi sono riempito il borsello con aminoacidi, sali minerali, vitamina C, perché il percorso è lungo, è normale, no? I ciclisti, carboidrati, quello, quell'altro. Perché il mio allenatore, Sasco, mi ha detto, devi avere questo, devi integrare. Però io mi sono detto, basta la fede, no? Cioè, cosa servono tutte queste cose qui, no? E mi son detto questo, però ho detto, è la prima volta che faccio un'avventura del genere, è meglio che questa volta, diciamo, uso gli integratori, sarà la prossima volta, magari proverò senza. Bene, 5 minuti dopo questo pensiero, passo, praticamente mi avvicino a un bar, e lì una voce, io non so cos'era, ma era un comando interiore, cioè era una roba che mi è successo diverse volte, no? Poi lo racconterò anche nelle altre testimonianze, ma prima un comando interiore, fermati e vai e prendi l'acqua. Io, come a questo comando, rispondo, cioè è come inizio proprio un dialogo con me stesso, dico, ma no, perché devo fermarmi? C'ho una borraccia ancora piena, non sono ancora arrivato alla destinazione della successiva tappa, e quindi non ha senso fermarmi adesso, c'è tutta discesa e così. Quindi supero il bar, di nuovo la voce mi dice fermati e prendi l'acqua. E a quel punto freno, perché era una cosa stranissima, perché di solito quando mi succede, magari supero una roba dico, ormai è andata, no? Invece no, mi fermo, torno indietro, vado nel bar e fuori c'era gente, perché questo bar è sopra un bellissimo golfo, c'era parecchia gente, ma dentro non c'era nessuno. Arrivo con questa mia borraccia al bancone, non c'è nessuno, ma di fronte a me praticamente vedo pieno di bottiglie e bicchieri e la foto bella e grande della Madonna di Medjugorje di Radha Maria, in mezzo a proprio come se fosse l'oste, la signora che vuole offrirmi da bere. E lì ho capito. Mi chiamavi, cioè, perché ho capito subito il segno che era la Madonna che mi chiamava lì, anche se era questa semplice foto, no? A quel punto arriva la signora, le spiego appunto che sto andando a Medjugorje, mi dà l'acqua e io esco fuori, ma ero un po' abbastanza emozionato. A quel punto dico, ormai sono fermo, tra 5 km, non è che mi fermo un'altra volta.
c'è il tempo per prendere anche questi integratori, no? Ho fatto già 100 km, qualcosa ho consumato. Sgraffo per tutte le cose che avevo, non li trovo più. Cosa è successo? Che con quel ritardo della mattina che mi è caduto il borsello, ho dovuto tutto risistemare, tutto risistemato, ma gli integratori sono rimasti a casa. Cioè, avete capito? Praticamente dovevo partire senza integratori, no? Allora a quel punto ho detto, avendo già preso l'acqua, avendo visto la Madonna, ho detto, avevo la bottiglietta di Lourdes, con l'acqua di Lourdes nella mia taschina, una bottiglietta di quelle trasparenti che si mette l'acqua dentro, allora ho detto, bene, non c'è gli integratori, tu diventi il mio integratore, tu acqua, Madonna di Lourdes, diventi il mio integratore, farò 3 Ave Maria, bevo un goccio ad ogni stazione, sarai quello che ho desiderato qualche minuto prima, così sia. E quindi questo è un primo evento che è importante, però importante, perché abbiamo dato, in questo momento, io ho dato valore all'acqua benedetta, all'acqua della Madonna, perché era acqua di Lourdes quella lì, non era acqua, era proprio acqua di Lourdes, perché eravamo a Lourdes. Quindi ho dato valore a quella, e se quell'acqua guarisce da tumori, cioè è chiaro che un goccio mi fa arrivare anche a Medjugorje, no? Immaginiamoci, no? Ma qual è la differenza? Io. E chi va, anche io penso così, chi si cala, qual è la differenza del miracolo? Io. La mia fede, la tua fede ti ha salvato, no? E qualcuno va nell'acqua di Lourdes, si butta dentro, ma magari è scettico, completamente, vediamo se ce la fai, vediamo se è vero, e non succede niente. E magari c'è qualcun altro che dice con la massima umiltà, forse io non merito neanche niente, sono qua solo per lodarti, e guarisce, no? Così questa la differenza siamo noi, la nostra fede. Quindi ecco, vado avanti, passiamo quindi a un altro momento di nuovo importante di questa, quindi siamo arrivati, alla fine della giornata succede una cosa particolare. Io qui vi do solo dei pezzettini, no? Ma proprio per farvi un po' per far comprendere su questo momento dell'acqua, è il regalo che la Madonna mi fa al termine di questa prima giornata, che mi ha veramente anche lì riempito il cuore di gioia. Stavo per fare gli ultimi chilometri, avevo un computerino della bici in una modalità che non volevo sapere né la velocità né i battiti cardiaci, non so per niente. Dicevo, devo solo arrivare entro il buio, perché non avevo le luci. E allora avevo il dato mi pare che c'era la navigazione, ma non, diciamo, se non mi ricordo cosa, ma comunque avevo, perché la navigazione no, non ce l'avevo, ma avevo soltanto quando c'è il tramonto e basta, cioè è l'ora del giorno, no? E quanto tempo ho ancora per arrivare. Ma sapendo che ormai ero arrivato, praticamente mancavano pochi chilometri, allora comincio a guardare le altre schermate per vedere quanti chilometri ho fatto, quante ore ho pedalato, eccetera, ma fino a quel momento non volevo sapere niente. E quindi mi abbasso la testa, sono su un percorso che era tipo così, adesso guardate, non è proprio questo, ma diciamo stavo facendo un tratto di strada in cui io viaggiavo verso una direzione. Non c'è che andavo a curve, viaggiavo sempre quest'ultima tappa verso una direzione. Quindi il mio sguardo era sempre rivolto verso una certa direzione. E non vedevo c'era sempre un sole molto bello, non vedevo né nuvole, niente, ma quando mi sono abbassato giù, in quel momento la testa, stavo lì 2-3 minuti a guardare più giù che su, a un certo punto sento sulla pelle un umido praticamente, quella pioggerellina proprio fine, no? Quella che non ti dà neanche fastidio, no? Anzi, avendo avuto tutto il giorno caldo mi rinfrescava. E a quel punto dico, ah, che bello, no? Il cielo mi sta benedicendo, no? Avevo proprio questo pensiero, infatti sono cose scritte poi dentro, no? Alzo la testa e quando alzo la testa, puff, un arcobaleno. E ho detto, ma come è possibile? Guardavo sempre la stessa direzione. E così, questo arcobaleno nell'arco di 2 minuti, prima non c'era, o c'era. Cioè non è che ho girato la testa nord-sud, no? Che c'era dall'altra parte.
un arcobaleno bellissimo, proprio mai visto, cioè fino a quel momento non ho mai visto, poi ne ho visti ancora di belli, ma veramente bello, 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 tutto luminoso e piccolo, molto piccolo. Questa è la particolarità, era che era piccolo. A un certo punto io sono affascinato di questo arcobaleno, non ho portato, quella volta i cellulari non faceva una foto, non ho portato la macchina fotografica perché avevo detto all'inizio tanto è inutile, è un peso inutile perché chissà tante cose non ci sono da fotografare, invece potevo fotografare, ma comunque forse doveva essere, doveva restare solo per me e dovevo immagazzinarlo qui. A un certo punto procapita una cosa ancora più sconvolgente. Io arrivo alla tabella Gracias, che è il nome del paese, e questo è subito dopo, passata la tabella, l'arcobaleno, nonostante lo guardassi, scompare. Ma nell'arco, io adesso ancora quando ci passo, io dico, ma com'è possibile? Nell'arco di 2-3 chilometri, tempo bello, un po' di brezza, arcobaleno, e dopo qualche secondo che scompare, ma parliamo probabilmente di pochissimi minuti, perché per fare 2 km sono anche un po' in discesa, veramente io quando dico come è possibile una variazione di tempo così repentina. Perché è scomparso? Perché subito dopo è iniziata una pioggia, proprio un diluvio, quindi ecco, è chiaro che c'era l'evento atmosferico che ha fatto scomparire, però la trasformazione da passare da tempo bello a temporale in 5 minuti, mettendoci in mezzo l'arcobaleno, ma prima del temporale. Cioè, di solito cosa succede? L'acqua, temporale, sole, arcobaleno, è così. Perché qui è venuto il contrario? Brezza? Arcobaleno, temporale. Ecco. Pioveva talmente tanto che mi sono fermato, mi sono messo, mancavano 2 chilometri, mi sono messo tutti gli indumenti da pioggia, Gore-Tex, tutto quello che avevo, sono lì 10 minuti che mi vesto, faccio questi 2 chilometri di discesa fino al punto dove dovevo dormire, sole. C'è una roba incredibile. Sole perché sole? Perché io in quel momento dovevo aspettare un 20 minuti la signora che era, nessuno mi apriva, ero bagnato, no? E il sole mi ha asciugato. Cioè una roba, quindi neanche non avevo né freddo né niente, è una cosa incredibile. Questa cosa mi ha sconvolto e quindi ti cominci a fare delle domande, non è possibile. E poi dici ma tutto un caso, vabbè. In quel momento diciamo ringraziavo, ma non ero sicuro, ma veramente ho ricevuto un arcobaleno. Sì, ero 51% di sì, 49% però era quello che tirava, ma io guarda che è tutto un caso. E quindi questo è un pezzo diciamo della prima giornata. Poi parte la seconda giornata che invece è un po' più, sono entrato un po' più nel dolore della Via Crucis, perché la Via Crucis va sofferta anche, no? Gesù ha sofferto. Quindi parto con un mal di testa dovuto anche dal fatto che non neanche cenato la sera, perché il posto aveva, nonostante avessi fatto quei chilometri, a sera non avevo neanche cena perché non ho trovato nessun posto dove poter andare a mangiare. E quindi sono andato direttamente a dormire. Poi la mattina mi alzo col mal di testa, ero molto stanco, e vado avanti. È un momento in cui mi ricordo, passavo davanti a una farmacia, e quelli è anche un momento che secondo me, sì, uno dice, sei anche un po' scemo a rispondere così. Passo davanti a una farmacia, sicuramente Gabri, se ci fosse stata con me, andava a prendermi qualcosa. Invece io vedo la farmacia e dico, ma ascolta, ma Gesù aveva un mal di testa quando faceva la Via Crucis? Probabilmente sì. Cioè, non poteva mica star bene. Cosa, io per un mal di testa non posso pedalare? Che problema c'è? E tiro avanti dritto, no? Vabbè, pedalo col mal di testa. Il mal di testa aumentava, poi a un certo punto era veramente, veramente forte. Sono arrivato alla 12ª stazione, Gesù muore sulla croce, mancavano 133 km, dovevo darmi una ragione per continuare. E questi mal di testa, Gabri, mia moglie li conosce veramente tanto, sa che durano parecchio, sono di solito disteso, non riesco neanche a tenere gli occhi aperti. E invece, non so, qualcosa è successo. Io lì
dopo quella fermata io ho detto, boh, visto che devo soffrire, soffriamo per quel motivo. Io voglio, ogni chilometro che faccio, Gesù, voglio sollevarti una tua frustata. Quindi ti sollevo dal dolore di 133 frustate, no? E allora mi dava, dicevo, 1 chilometro, una frustata. 1 chilometro, una frustata. Che bello, no? Questo scambio, no? E così continuavo, facevo questi chilometri, 2 frustate, 3 frustate, 4. E io sentivo sempre meno il mio dolore. A un certo punto, 10-15 chilometri, io non ho più dolore, scomparso. Cioè, il dolore, il mal di testa mi va via. Ma mi accorgo dopo, perché vedo, perché io contavo, ero concentrato su questi chilometri, scompare tutto. A un certo punto mi accorgo che mi va via, che mi è andato via, ma vedo anche che sto cominciando anche addirittura a recuperare forze. E quindi perché stavo andando sempre più piano, andavo veramente pianissimo. E invece cominciavo ad andare sempre più forte, vedevo che la media, cioè sto viaggiando veloce, e infatti ero in ritardo per arrivare proprio nell'orario giusto. Un altro momento, quando sono partito, ancora l'ultimo pezzo, diciamo così, di storia di questo viaggio, anche bello, un pezzo bello, io dissi a mia moglie, pregheremo per te durante il viaggio nel pullman, eccetera. E io ho detto, lascia stare, però non dirmi quando pregherete per me, perché voglio accorgermi da solo, no? La preghiera deve passarmi, voglio capire io quando qualcuno pregherà per me, no? Quando avevo il mal di testa, che mi sono fermato ai 133 km, e mia moglie mi ha scritto un messaggio, mi fa, abbiamo pregato per te, mal di testa c'è ancora, qui la preghiera non è tanto passata, no? Però cosa abbiamo scoperto dopo? Quando mi è passato il mal di testa, che era circa un determinato orario, invece c'è stato un signore dentro il pullman che a un certo punto ha detto preghiamo per Igor. E proprio in quell'orario, in cui poi, adesso non so se è lo stesso minuto, eccetera, però quando Gabri mi ha raccontato questo episodio, ecco, ho detto la differenza. La preghiera non deve essere conosciuta, silenziosa. La preghiera arriva, ma arriva quella non su comando, qualcosa, no? che mi attendo. E quindi ecco, quella lì è quella che mi ha liberato. Io ho detto, quella è la preghiera che io ho sentito, che mi ha liberato il mal di testa. Qui, diciamo, sono quasi verso la chiusura della parte del viaggio, anzi chiudo proprio il discorso, diciamo, del racconto della fede sportiva, possiamo chiamare quindi la descrizione in questi momenti però un po' particolari, no? Perché vedete, non vi ho raccontato che media ho fatto, ma diciamo il ciclo pellegrinaggio visto proprio nell'ambito proprio della preghiera. Però il ciclo pellegrinaggio è stata una preghiera, perché in tutte queste testimonianze c'è sempre un viaggio, una preghiera, una o più grazie, un messaggio di Dio, eccetera. Passiamo adesso all'argomento preghiera. Qual è stata la preghiera fatta all'interno di questo viaggio? È stata proprio la Via Crucis. Quindi la preghiera era la Via Crucis fatta da Trieste a Medjugorje, dove ho diviso, appunto, come dicevo prima, in 14 stazioni, eccetera, e le ho tutte segnate sulla maglia. E questa è stata una preghiera potente, è stata una preghiera che Dio sicuramente ha apprezzato. Adesso non perché Dio mi ha detto questo, ma i frutti si vedono dalla preghiera, no? Se i frutti sono stati buoni, vuol dire che la preghiera è stata buona, no? E i frutti sono stati buoni. Io ho avuto tante poi occasioni di vedere i frutti e vedremo anche adesso qual è stata la grazia di questo viaggio. Ecco, un altro pezzo, ancora prima di passare alla grazia, avevo messo, ecco, come sentivo, abbiamo già visto prima alcuni momenti in cui dicevo, parlavo delle frustate, così, però un momento anche bello, cioè bello di vivere la preghiera, di vivere la Via Crucis, è quando diciamo che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore, no? È successo quando sono arrivato dalla signora che mi ha ospitato, diciamo, io prenotato un posto,
per dormire, un posto molto molto umile, anche lì sono stato molto contento, diciamo, di aver trovato un posto da due vecchietti che probabilmente gli servivano quei due pochi euro per vivere, ma il luogo era umilissimo, proprio stelle, io dicevo, se potevamo misurare in stelle, che adesso andiamo a 2 stelle, 3 stelle, io ho detto, era un 0 stelle. Però io ero felicissimo di stare in un 0 stelle, perché e questo era il senso, no? Cioè finire la prima giornata, andare poi in una spa a farsi il massaggio nella piscina, eccetera. E quindi ero senza cena, posto veramente umilissimo, mi bastava un letto, no? Ecco, questa signora poi la mattina parlavamo un po', lei mi ha offerto un po' di latte per partire, e parlavamo, io dicevo che andavo a Medjugorje, eccetera, e mi diceva, guarda, ho un dolore qua alle gambe, non riesco a... E le signore anziane di solito non mostrano le gambe, no? Dico io, soprattutto poi se sono malate, no? Io sono lì uno passante, invece la signora mi ha fatto vedere tutte le piaghe che aveva dal ginocchio in giù. E quella immagine a me dopo mi è rimasta ogni volta che dicevo che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore, no? Quelle piaghe sono diventate l'immagine delle piaghe del Signore, no? Quindi noi quando preghiamo dobbiamo vedere, dobbiamo capire, dobbiamo sentire. Ecco, io penso che il Signore, come mi ha fatto vivere le frustate, mi ha fatto vivere il mal di testa, mi ha fatto vivere, capite? Mi ha fatto entrare, poi tutto è andato bene. Ma lui intanto mi ha fatto entrare, mi ha fatto vedere come reagisco al mal di testa, come reagisco e probabilmente ha visto che ho reagito bene, no? Io ci ho ragionato poi su, no? Dicevo... Poi un altro momento era, questo è l'ultimo, quando sono arrivato proprio a Medjugorje, proprio qualche chilometro prima, essendo che era un particolare come dolore, no? Ma essendo che ero appoggiato da 2 giorni, si è appoggiati con la mano sul manubrio, i piedi erano cotti, stracotti perché si pedava, e poi avevo piedi che diciamo, me li bagnavo continuamente, quindi avevo i piedi bagnati, e quando tu li bagni la pelle diventa tutta dura, no? E quindi sentivo un dolore sotto il piede, un dolore nelle palme, e dicevo, adesso proprio come Gesù, il dolore alle mani, il dolore ai piedi, e avevo anche un cuore che mi batteva in un modo un po', forse magari perché ero stracontento di essere, no? Comunque sentivo questo cuore che palpitava bene, le mani doloranti, i piedi doloranti, così. Quindi, e qui ho messo una foto di Manopello, non so se conoscete il volto santo di Gesù. Così. E andiamo adesso invece a vedere la grazia che ne è nata. Cosa è successo? Oggi, anzi è l'11 novembre, oggi noi festeggiamo anche un compleanno di Thomas, che è salito in cielo, è salito in cielo l'11 novembre 2001, quindi sono 22 anni passati da... E in più, oggi però parleremo adesso della grazia su Carol, quindi abbiamo l'occasione, diciamo, come famiglia, di ricordare questi nostri 2 figli in cielo. Oggi, come data, è Carol come grazia. Cosa succede? Vedete, 2009, no? Noi siamo tornati da 3 settimane dopo, mia moglie era in gravidanza, quindi quando siamo andati a Medjugorje. Adesso immaginiamo, siamo nella seconda gravidanza, lì era già nata, e siamo nella seconda gravidanza, un bambino molto molto voluto, atteso per la seconda volta, e si va a Medjugorje. Cosa di più bello? Ovviamente mia moglie lo può dire meglio di me, ma andare a Medjugorje incinta, bellissimo, è una cosa stupenda. Torni a casa dopo 3 settimane, il 3 settembre la mattina vai in bagno e hai una perdita di sangue. Dopo essere tornato da Medjugorje, che pensieri hai? Perché? Perché questo?
non riesci a comprendere, no? Come sono andato anche a Medjugorje, cioè dici, no? Perché questo? Io ho fatto tutto questo viaggio e mi ha dato questi regali, e perché questo? E non riesci a comprendere, no? E niente, la mattina siamo andati al Burlo, andiamo al Burlo, quindi qui è il nostro bellissimo Carol, ovviamente non è la pancia di mia mamma, ma questo è la foto forse di qualcuno di noi, non so quale, però questo è uno dei nostri, no Gabri? È così, calo la mattina del 3 settembre, cosa succede? 3 settimane dopo Medjugorje. Andiamo al Burlo a vedere cosa è successo, siamo lì davanti alla porta che aspettiamo che ci chiamino, che chiamino mia moglie ovviamente per la visita. Eravamo io avevo il rosario in mano, si pregava, e quindi ecco, abbiamo comunque accompagnato tutta questa nostra sofferenza ci siamo fatti accompagnare dal Signore, quindi rosario, preghiere, eccetera. Ma quando siamo lì, quando chiamano proprio il suo nome, a me il rosario cade dalle mani, mentre eravamo in attesa, no? Quindi io, quella caduta, avevo già capito che il bambino non ce la farà. Lei torna fuori e dice sì, che non sentono più il cuore, che però non possono fare ancora la raschiatura perché attendiamo un giorno. Vediamo se magari non sentono, magari potrebbe esserci, aspettiamo il giorno dopo. Noi andiamo a casa, anzi subito dopo andiamo qui al santuario, facciamo le preghiere qui proprio al Monte Grisa, partecipiamo alla messa e quindi partecipiamo con tutta questa sofferenza nel nome, insieme a Dio, alla Madonna e tutti i santi che qui abbiamo chiamato nel nostro aiuto. Però torniamo a casa. Io vado fuori sul giardino, nel giardino sono fuori, mi ricordo 3 settimane prima del meraviglioso arcobaleno, mi dico ma perché un segno così a me? E adesso che mia moglie ha bisogno lei ha bisogno di essere un segno, io ho fatto un giro in bicicletta, ma mia moglie oggi ha bisogno di un segno. E allora ho rivolto gli occhi al cielo e ho detto, se l'hai fatto a me, questo bellissimo arcobaleno, ora fai un segno, fai un arcobaleno anche per mia moglie, ti prego. Lei ne ha bisogno in questo momento, ha bisogno di un segno dal cielo. E esprimo questa richiesta. Ovviamente l'arcobaleno non c'è, non arriva, però la notte succede una cosa bellissima.